Cervignole, questo che vedete è Onorio Morandi, che l'abitava una volta in Fibbie. Perché che c'aveva Fibbie? Dove abitava tuo papà, Perché insomma? era la località Fibbie. Ho capito, ma veniva da qualcosa? Ma questo lo so, guarda, veramente. Località Fibbie, località Masa, lì era Fibbie e ora che c'aveva Fibbie. Ho capito. Ascolta, com'è cambiata la zona lì? A parte la discarica. È sempre la zona, cosa vuoi? Anni che non lo uso perché non ho più motivi di passare, insomma. Ma l'oltre Sarca, com'è che l'hai cambiato? Dite, da Boccia, Terizò, insomma, mezzo a un ambiente diverso. Beh, certo, era meglio allora poveri che adesso chi questioni, nel senso come vita tranquilla. Mi ricorderò sempre certe sere che si passava a zoo con tuo papà a suonare Sì, la il fisarmonica. tuo nonno che cantava, sì. il Frankenstein che suonava la tromba, Esatto. Alfredo la fisarmonica. Esatto, l'era altri tempi. Era tutta un'altra roba veramente. Cioè, che era un modo di vivere diverso. Allegria e non era il discorso della corsa, insieme, ecco. Lì va sempre tutto bene, nel senso che si dice. Non era bisogna correre perché domani bisogna essere lì, bisogna essere là. Era tranquilli, faceva i suoi misteri tranquilli. Ti sei sempre giovane adesso, no? Sì. Dici che crisi nel settore degli artigiani? Ma la crisi da che? Però insomma per me piccolo la sento e non la sento. Insomma. Se sai fare il mistero. Ecco, che, insomma, se ti contenti privato abbastanza bene, ti vai sempre tu giro. Oh, Bene da fare. Onorio, grazie. Niente, caro.